La Castrum Favara di mister Pietro Infantino entra nel vivo della fase precampionato. Il tecnico gialloblu, assieme al direttore sportivo Totò Catania e al suo staff composto dal vice allenatore Dario Di Dio, mister Francesco Fanara, dal preparatore dei portieri Giovanni Costantino e dal preparatore atletico Michele Gallo, ha stilato un fitto programma di allenamenti congiunti meglio noti come amichevoli precampionato. L'obiettivo è chiaro: iniziare a mettere in pratica i primi schemi tattici e consolidare i concetti di gioco richiesti da Infantino in vista dei primi impegni ufficiali. Il debutto per Castrum Favara è fissato per sabato 2 agosto alle ore 17 allo stadio Brucoleri, dove la squadra favarese disputerà il primo test stagionale davanti al proprio pubblico contro il Casteltermini. Il calendario proseguirà mercoledì 6 agosto con la partitella in famiglia, utile per valutare lo stato di forma generale e continuare l'inserimento dei nuovi innesti. Seguiranno poi due test in trasferta, sabato 9 agosto sul campo del Bagheria e mercoledì 13 allo stadio Gurrera di Sciacca contro lo Sciacca Calcio. L'ultimo allenamento della prima parte di preparazione è in programma per giovedì 14 agosto allo stadio Brucoleri, dove la squadra svolgerà l'ultima seduta prima della pausa di Ferragosto. In quei giorni di riposo, giocatori e staff tecnico avranno modo di ricaricare le energie e trascorrere un momento di relax con le proprie famiglie. La preparazione riprenderà poi regolarmente con la seconda parte del programma.